Sul turismo c'è questa iniziativa delle leggende e i misteri nel Veneto ed avete chiesto la collaborazione delle Proloco. Sì, questo è un progetto che noi vogliamo estendere, farlo diventare un prodotto a livello veneto e l'unione di questa strategia con le Proloco del Veneto secondo me sarà un binomio importante per far conoscere le bellezze, le leggende, i misteri, la cultura del Veneto anche nei borghi più piccoli, quindi una distribuzione nel mese di novembre di queste opportunità in tutto il territorio del Veneto. Insomma, il turismo, diciamo, è la nostra prima industria in Veneto e questa ulteriore iniziativa, ulteriore idea, quella dei misteri e delle leggende, perché insomma ci sono queste storie, no? Sì, il Veneto è ricchissimo di queste leggende, di queste storie e pensiamo che possa diventare un prodotto turistico appetibile per poter attrarre in tutto il territorio, in tutte le piazze del Veneto, i visitatori, quindi scoprendo qualche cosa che in questo momento è sopito, però è sempre latente e in grado di dimostrare tutta la sua valenza culturale e turistica. Ecco, per la stagione entrante, quella estiva, come siamo messi? Ma ci sono dei segnali positivi, però è evidente che la crisi si fa sentire un po' anche nel settore del turismo. Aggrediremo il mercato internazionale e anche il mercato italiano, cercheremo di tenere alta la bandiera del turismo del Veneto.